Al mare bastano pochi secondi perché una giornata di vacanza si trasformi in un'emergenza. Per questo la prevenzione è fondamentale. Con l'iniziativa Bandiera Blu al mare in sicurezza, che si è svolta durante la giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, Jesolo ha trasformato la spiaggia in un potente strumento di sensibilizzazione tra soccorsi spettacolari, dimostrazioni pratiche e consigli utili per imparare come prevenire le emergenze e vivere la vacanza in tranquillità. Una manifestazione promossa dall'ULSS 4 Veneto Orientale insieme con tutte le realtà impegnate ogni giorno a proteggere residenti e turisti. Sono delle simulazioni a livello congiunto tra diverse forze e insieme appunto collaboriamo ogni anno per mantenere e garantire la salvezza dei nostri bagnanti. Oggi faremo una dimostrazione in mare assieme agli amici dell'Associazione Uguali nel Vento, con la quale collaboriamo da anni. È un'associazione di persone diversamente abili che hanno portato in tanti anni persone a portare le barche a vela nel nostro mare. E ovviamente la Guardia Costiera, che ha un ruolo determinante nel salvataggio in mare delle persone in difficoltà. Jesolo è sempre di più una città sicura. Pensate che in questo momento tra personale ordinario, rinforzi estivi delle varie forze dell'ordine, polizia locale compresa, abbiamo più di 200 persone in città che garantiscono notte e giorno la sicurezza in tutto il territorio di Jesolo, ma la sicurezza è anche sicurezza sanitaria. La sicurezza sanitaria è data dal pronto intervento a mare, come abbiamo visto nell'arco della giornata, ma anche in qualsiasi momento della propria vacanza, con un pronto intervento sanitario che garantisce la rete poi all'interno della sanità veneta, che ricordiamo è la più performante in Italia come qualità del servizio, ma è anche una rete di servizi che offrono non solo a chi sta male, ma anche a chi ha una condizione particolare. Pensiamo al servizio di dialisi, pensiamo a Nemo Beach per la disabilità, pensiamo alla medicina turistica, alla pediatria turistica, quindi tanti piccoli servizi che garantiscono anche nell'ordinarietà e non solo nell'emergenza di poter godere di una vacanza in sicurezza a 360 gradi a Jesolo. È un'iniziativa per noi molto importante a cui siamo felici di collaborare, anzitutto perché ci dà l'opportunità di dare concreta dimostrazione delle professionalità coinvolte nella sicurezza in mare e anche di fornire importanti nozioni ai nostri utenti della spiaggia appunto sulla sicurezza in mare. Dall'elisoccorso alle manovre salvavita, passando per il lavoro quotidiano dei soccorritori, guardia costiera e operatori sanitari. La sicurezza non va mai in vacanza e a Jesolo, città bandiera blu, la prevenzione diventa un valore da vivere sulla spiaggia, insieme al mare e al divertimento. Wir haben heute Nachmittag schon eine Rettungssimulation am Strand gemacht, auch mit Hubschrauber.